Buonasera a tutti ragazzi. Innanzitutto non fate vedere queste stories ai bambini perché per forza di cose dovrò dire delle parolacce abbastanza forti, più che altro per spiegare i fatti che sono accaduti. Intanto ringrazio Luca Zaia per la solidarietà e ringrazio un po' tutti per i messaggi d'affetto. Per chi non lo sapesse, è successo questo. A Jesolo si è svegliata con un cartello, diciamo un adesivo appoggiato sopra il cartello del mio lungomare che riportava esattamente queste parole, invece che dove c'era scritto lungomare Federica Pellegrini, campionessa olimpica di nuoto, c'era un cartello fatto appositamente dello stesso colore, stessa calligrafia, testuali parole, riportava quella Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania. Sull'arroganza e la mitomania non ho niente da dire perché magari, sai, a qualcuno può sembrare così, anche se, insomma, le persone che mi conoscono bene sanno che non sono proprio così. Su quella avrei qualcosa da dire. A parte il fatto tutto lo sbattimento per riprodurre il cartello dello stesso colore fatto uguale e quindi insomma secondo me bisognerebbe cominciare anche un po' a capire nelle varie tipografie chi può aver stampato una cosa del genere. Mi faccio due grosse risate e mi dispiace perché comunque qualcuno si è preso addirittura la briga di stamparmelo in faccia. Spero comunque vivamente che ci sia qualche telecamera che abbia ripreso questo fatto, ma solo per vederlo in faccia, per vederla in faccia. Mi dispiace che al mondo ci sia ancora questa gente che si prende la briga di attaccare un cartello finto, di perderci del tempo e di non venire invece battermi sulla spalla e dirmi: sai che mi stai un po' sulle l'avrei apprezzato molto di più e anzi avresti avuto molto più grosse così. La prossima volta vieni direttamente da me a dirmele in faccia le cose, perché tranquillo, anche se sono donna posso controbattere.